posso ben capire dove che mi trovo, ma deve essere in mezzo a un campo di radicio precoce. Sia perché mi so tardivo che non so dove trovarmi. Boh. Oggi il nostro percorso ci porta lungo il fiume Sile, sulla strada del radicchio di Treviso, anzi radicio del Treviso e variegato tardivo di Castelfranco. 3 sono i temi di questo itinerario del radicio del Treviso. Il primo tema è l'acqua, quello che stiamo facendo noi. Abbiamo appena sorvolato il fiume Sile e quindi l'acqua, che è molto importante per questo tipo di coltura, l'acqua in particolare l'acqua sorgiva del fiume Sile, uno dei fiumi più lunghi, mi pare, di pianura d'Europa. Il secondo itinerario invece ci porta a Castelfranco, nelle zone, proprio nelle terre dove si coltiva il radicchio, quindi Castelfranco, Vedelago, tutti questi paesi qua intorno. Un prodotto tipico della nostra Castelfranco è un radicchio, oggi IGP, il radicchio di Castelfranco, che viene promosso e tutelato insieme al radicchio di Treviso. E oramai da anni ci sono delle manifestazioni, delle occasioni nelle quali si possono degustare questi due prodotti, entrambi straordinari. Quello di Castelfranco più leggero, più delicato, forse un radicchio proprio più da gustare in insalata con un buon olio, e il radicchio di Treviso che si presta alle preparazioni più diverse. Una di quelle straordinarie è il radicchio ai ferri, e che insieme davvero fanno un'abbinata straordinaria. Se te ovardi e se un sorriso, se te omagni se il paradiso e se il radicio de Treviso.
Buongiorno! Buongiorno! Disturbo! No. Magari io se devo lavorare mi vengo qua a disturbarlo. Cosa stiamo a fare qua? Stiamo raccogliendo il radicchio precoce, IGP, Il radicchio precoce di Treviso IGP. che è la tipologia che apre tutta la serie dei nostri radicchi qua della zona. Precede il radicchio tardivo. Ecco, facciamo vedere diciamo anche il prodotto come si presenta. Perché che c'è questo elastico? Vedo che mettiamo un elastichetto. Abbiamo una legatura che rispetto al radicchio tardivo questo imbianca nel campo, Mentre l'altro attraverso ha un trattamento che viene fatto. mentre l'altro viene forzato nell'acqua. Allora questo qui le coste diventano belle bianche e così si presenta il radicchio rispetto al radicchio tardivo, una costa più bianca, più rossa. Questo qua è un prodotto particolare del nostro territorio dove anche la qualità del prodotto va a chiamare col suo nome ed è Radicchio di Treviso. Radicchio di Treviso IGP che si distingue perché diciamo è quello che apre la stagione, vede la costa che è molto più larga, se noi andiamo a vedere il radicchio tardivo è molto più stretta. È il piccolo Chiseo. Daniele, Daniele, vieni qua, Daniele. Allora, generazioni Tito si sempre sta nell'azienda di famiglia? sì. Ecco. C'è fatica a lavorare No, dipende sempre da come si approccia il lavoro. il lavoro. Come si approccia? Schina bassa? No, questo almeno secondo me qua è più facile rispetto al tardivo, diciamo, c'è solo la legatura che è un po' più difficile perché bisogna inchinarsi sempre per mettere l'elastico. Io mi sono messo a lavorare nell'azienda di mio padre apposta perché ho visto che fuori dall'ambito agricolo c'è poco lavoro e qui se si impegna, c'è lavoro, si riesce anche a portare a casa qualcosa se i prezzi sono un po' più alti. E ora invitiamo tutti quanti ad acquistare il radicchio di Treviso perché sennò Daniele resta in mezzo a una strada. E dopo la raccolta nei campi, ecco un'altra fase della lavorazione, ma scusa un attimo, ma ti avevo già visto prima nei campi, vero? Sì, Sempre Daniele, vero? Sì, Ecco. se no, Daniele, sì. Stavo raccogliendo il prodotto, mentre adesso sto facendo la pulitura del radicchio, mentre la mia procedura è quella di fare la tollettatura. Sarebbe eliminare la radice sporca. Allora, dopo la tollettatura, quale altra funzione, quale altra operazione va fatta? Dopo va fatta la lavatura del prodotto, che sarebbe la parte finale, perché dopo viene lavato e confezionato. Per venire a lavorare bisogna vestirsi adeguatamente. E siamo arrivati in un'altra fase della lavorazione di questo prodotto. Cosa stanno facendo in questo momento? Stanno facendo le varie scelte, stanno tirando fuori l'extra, la prima e la seconda categoria, per poi marchiare il prodotto a marchio IGP. E questo è il famoso radicchio precoce. Sì. Radicchio, perché bisogna dire roba come si chiama, radicchio. Mentre sta rosa qua cosa è? È la prima rosa di Castelfranco della stagione. E dopo tanta fatica, giustamente, il prodotto bisogna venderlo, perché è un prodotto buono, di qualità, bisogna venderlo. Certo, bisogna venderlo per forza. Questo è un prodotto confezionato, etichettato e pronto per la partenza. Vedo che ha il bollino di qualità, IGP, che va a specificare l'indicazione di geografica protetta. Esatto, questo è il marchio che identifica il prodotto e che aiuta il consumatore, quando va ad acquistarlo, a essere sicuro che il prodotto arrivi dalla zona dell'IGP. Dà soddisfazione dal punto di vista economico ai produttori. Allora, dal punto di vista del palato sicuramente può dare grosse soddisfazioni. Dal punto di vista economico, diciamo, c'è un po' di confusione commerciale, perché è un prodotto che viene fatto, il radicchio così visivo viene fatto in tutta Italia, ma solo il radicchio che viene prodotto in questa zona può essere marchiato e si può dire radicchio di Treviso. Costa poco, purtroppo per fortuna per noi altri consumatori che con poco portiamo a casa un vero tesoro. Siamo partiti dall'Oasi di Cervaro, una splendida oasi naturalistica, una riserva vicino al fiume Sile.
bellissimo, davvero il Veneto ci riserva sempre delle sorprese, un gran fascino. Come sarà l'atterraggio oggi? Lo faremo, cerchiamo di farlo a Villa Emo, nei pressi di Villa Emo. Tra l'altro oggi abbiamo anche un amico, un cugino che ci segue, un deltaplano a motore, che da quando siamo partiti ci sta seguendo anche il nostro percorso. Sì, è curioso, sì, proprio è un curioso questo qua, ci sta girando intorno. Anche noi siamo curiosi, vorremmo capire cosa vuol fare lui. Tra poco atterreremo, vediamo se atterra anche lui. Dico un po' di perplessità, un po' non so, Roberto doveva andare a Cave, sai che va sempre a Cave, e l'ultima volta a Cava di Colli Iberici, sai che aspettavamo sotto a Cava, non si è presentato, proprio non si è fatto vedere, nessuno ha visto, l'è sparito. In una terra dove il vino di qualità, trovarsi in mezzo all'acqua mi inquieta un attimino. Ecco, dov'è che siamo? Siamo in questo momento proprio in uno dei rami di Sile, l'Oasi Cervara, un'oasi naturalistica bellissima, nel quale ci sono delle riproduzioni spontanee, naturali di tanti animali, ma soprattutto la natura è rimasta inalterata. In questi fontanassi, cioè proprio qui ci sono le bolle d'acqua che risorgono, vanno in montagna, si abbassano sotto i sassi e risorgono proprio qui parte del Treviso. Queste sono le zone più belle dove migliaia di turisti ogni anno vengono a vedere la natura così come Dio l'ha creata. Natura assolutamente incontaminata che per visitarla si attraversa questo canale a bordo di... Come si chiama questa barchetta qua? Questa qua è la classica barca del Sile a Pantana. E dietro abbiamo anche il nostro conduttore che con la Atoe ci sta guidando. Qui non ci sono timoni, non ci sono barche a motore, c'è solamente la forza e l'esperienza dell'uomo. Il nostro conduttore, non so se sia corretto. Barcaiolo. Barcaiolo. Beppi, vero? Sì. Qua saremo collegati innestati con il Sile qua. Sì, dal Piovere che siamo appena usciti, ci innestiamo proprio sul Sile, che ha già un percorso di 8-10 km e già una bella portata d'acqua, come vedete. La profondità varia sui 2 metri, 3 metri e mezzo ed è un po' difficile e un po' dura da tirare con la barca, con la Pantana. Il terzo itinerario, il terzo tema è la storia. In questo caso questa è una zona che ci riporta alle centuriazioni romane, quindi il graticolato romano e l'antica via Aurelia. Ma Castelfranco non è solo radicio, è anche storia e soprattutto cultura, arte. Si parla del Giorgione, quest'anno c'è una grande manifestazione dedicata appunto a questo pittore e andremo lì a visitare Castelfranco. Castelfranco Veneto nasce 800 anni fa. Nasce fondata dalla città madre Treviso, che la vuole qui su questo territorio per difendere il trevigiano dagli assalti dei padovani, dei veronesi, degli ezzelini. Siamo nella casa che è chiamata di Giorgione e che in realtà non è il suo luogo vero di nascita, perché di lui non si conosce né il luogo né la famiglia che gli diede origine. In questa casa vi è invece conservato una delle sue più importanti opere, il Fregio delle arti liberali e meccaniche, vicina ad un altro luogo fondamentale del suo catalogo, della sua opera pittorica, il Duomo, nel quale è esposta e conservata nella Cappella Costanzo la famosa pala di Castelfranco. Un pittore Giorgione la cui vita e la cui attività è ancora oggi avvolta nel pieno del mistero a 500 anni dalla sua morte, così come densa di mistero è tutta la sua attività pittorica, i suoi grandi dipinti più famosi dai Tre filosofi e la Tempesta in particolar modo. L'età di Giorgione è un'età in cui si leggono due mondi, due aspetti. Questo che vediamo in questi allestimenti è allusivo alla joie de vivre, a questa euforia che caratterizza tutta la fine della prima metà del millennio che poi si conclude nell'anno 1500. E quindi il gusto della classicità, il gusto per le cose
belle per le cose preziose, per le cose curate, i vetri, i marmi classici, le cialdiere, le lucerne, e anche questa piccola clessidra di perle scaramazze in fili d'oro e d'argento, una clessidra da viaggio preziosissima che poi allude a uno dei grandi temi dell'epoca, ovvero sia il trascorrere del tempo nella condizione umana, governata e assoggettata al movimento degli astri. Oggi atterraggio all'inglese, un altro tipo di atterraggio, così impareremo anche come che si fa a volare in mongolfiera, se qualcuno volesse. Se volete, quanti periodi dell'anno, capitano? Tutti i periodi dell'anno, anzi d'inverno molto meglio che d'estate. Meglio d'inverno. Siamo vicini a Vedelago per l'approccio alla Villa Emo. Abbiamo una velocità che è intorno ai 15 km/h, sembra una bassa velocità, ma quando andremo a impattare con il suolo, praticamente nel toccare terra e sgonfiare immediatamente il pallone per evitare che ci trascini per tanto fino a Castelfranco. sì. Ed è corsa, caro Leonardo, dove abbiamo un altro appuntamento a Villa Emo di Vedelago andiamo ad assaggiare i formaggi trevigiani. Del catacco del formaio, Ma se buon quel formaio, Guarda l'ombra della mongolfiera, là, sopra. Sono proprio contenti di essere arrivati al termine del nostro percorso di oggi qua a Pandò, dopo aver passato le terre del Radicchio. Terra del Radicchio, come dite il ministro, bisogna chiamare robe col suo nome. Prima che abbiamo trovato il Radicchio, adesso che abbiamo cattato quello del formaio. Ecco, taglio del nastro tutti insieme tra produttori e autorità. Dai che taglia, eccolo qua il taglio, è avvenuto il taglio. Benissimo. Si porta a casa un pezzettino di ricordo, il ministro Zaia, che ha sempre il suo territorio nel cuore. Lo riconoscete qualche formaio? Ne siete veramente tanti. Che sei il Bastardo, che sei a Casatella, che sei il Monte Veronese. Il Bastardo, te dovessi saperlo, ti dico cos'è il Bastardo. Certo che siamo proprio nel bel mezzo di un grande avvenimento, tutte quante televisioni qua presenti, ma sono altri, voliamo alto. E io chiamo robe col suo nome, perché bisogna che la gente sappia e robe come che si chiama. Certo, parla veneto anche coi fiori. Radicchio, per esempio. E Radicchio Rosso di Treviso, però dovrei dirmi Radicchio, per esempio, come si dice. Devo un attimino anticipare, però correttamente il prodotto deve essere conosciuto in giro dappertutto nel mondo per quello che è l'origine, il territorio. Pensa che qualcuno che guarda questa trasmissione pensa, ma ora è proprio vero che parla in veneto. Grazie. Ma come hai fatto via con sé? Sono appena smontata la mongolfiera.
Ciao Franco, anche oggi siamo trovati con il nostro Veneto tra terra e cielo, siamo arrivati in mezzo ai formaggi e a Casius Veneti, è una manifestazione itinerante e questo vuol dire che i veneti non conoscono i suoi formaggi, i propri formaggi. I veneti li conoscono molto bene i loro formaggi, però c'è anche la necessità di raggrupparli in eventi importanti come questo, perché vogliamo farli conoscere non solamente ai veneti ma anche agli italiani, chiunque viene nel nostro territorio per conoscere prodotti di altissima qualità certificata. Infatti manifestazioni come queste, Casius Veneti, quinto anno, e soprattutto da una manifestazione che avviene in una regione con il maggior numero di formaggi a livello proprio, oltre che italiano, ma con idea anche quasi europeo. Sì, abbiamo una grande produzione, non abbiamo paura di nessun tipo di competitività all'interno dell'Europa. È evidente che il gran parte, circa il 70% del nostro latte diventa formaggio, quindi è un segnale importante che cosa significa il formaggio veneto per l'economia del nostro territorio. Con grande determinazione questi sono anche riconosciuti con una promozione importante perché sono un bigliettino da visita del nostro territorio, della nostra cultura, della nostra tradizione e di quello che sappiamo fare di qualità. La battuta sul nostro itinerario di oggi che va sulle terre, sulla strada del radicchio, anzi come si dice adesso, radicchio. Radicchio è un'altra. Si sposa col formaio. Sì, radicchio e formaio in Veneto sono determinanti per l'economia, ma sicuramente anche per le papille gustative di tutti i veneti e di tutti gli italiani che vogliono scoprire il nostro territorio anche attraverso l'enogastronomia. Io direi che adesso non è meglio che andiamo a dare un occhio al bancone perché ho visto robe interessanti. Grazie al nostro Franco e al prossimo appuntamento, chissà mai dove ci troveremo. Ci troveremo sicuramente in Veneto. Adesso che andai in giro, però non stai a mangiare tutto quanto perché